Solo 7 mesi fa a giocarsi lo scudetto ad Alba Adriatica, qui un pezzo importantissimo della propria stagione. Buonasera e benvenuti al Ciriaci. La 19ª e cruciale giornata di Serie A della Lega Calcio 8 mette di fronte campioni e vicecampioni d'Italia, Cotton Club e Golbet Calcio 8. I saluti, i di rito, le squadre già disposte in campo, i panchinari anche, così come presidenti, allenatori e tanto pubblico, anche Pisana Calcio 8 e Cottini Stebano Come che animeranno la gara successiva qui dal terreno Ciriaci ad osservare le gesta della prima e della seconda del Cotton, che vuole dare la spallata decisiva forse alla Golbet Calcio 8, che è distante 4 punti e farà di tutto per accorciare oggi il gap che la divide appunto dalla prima posizione occupata dai giocatori in maglia oro che si presentano oggi, con il numero 1 Santarelli, 5 Tinazzi, 6 Blandino, 7 Matozzo, 10 Artistico, 9 Forcina, 11 Piccheri, 21 Capitan Zamperini, 23 Conti, 24 Nolano, 37 Fernetti, 44 Innocenti. Risponde la Golbet Calcio 8 col numero 12 Opara in porta, 3 Garofalo, 4 Tarantino, 5 Pantaleoni, 6 Sterbini, 8 De Marco Stefano, 10 Galassi, 11 Stornelli, 14 Carboni, 20 Andrea De Marco, 22 Angelè, 24 Monteforte, 30 Santini, 99 D'Anversa, 18 Maroder. Il calcio d'inizio lo sta per dare la Golbet, due grandi assenti sono qui vicino a noi a gustarsi la gara da una posizione privilegiata. Sono Davide Lefebvre squalificato per il Cotton Club, Andrea Tubani infortunato per la Golbet. Atmosfera distesa in campo, abbiamo visto i protagonisti salutarsi, abbracciarsi, darsi la mano il 5 tra di loro nel pre-match, ma è inutile dire che adesso l'amicizia andrà da un'altra parte, lontanissimo qui dal Ciriaci, dove invece si gioca una partita cruciale per la stagione appunto di Cotton Club e Golbet Calcio 8. La gara è iniziata col primo possesso per i blu cerchiati che lo gestiscono nella propria metacampo retrocedendo palla direttamente a Manuel Opara. Lancio dove Zamperini può già stoppare col petto e fare ripartire da dietro Cristian Conti. Direttamente per Santarelli, che è rientrato da poco da estremo difensore titolare del Cotton Club al suo posto, degnissimamente sostituito da De Angelis. Qui c'è un fallo di mano, c'è un calcio di punizione per il Cotton. Lando. Calcio di punizione dalla lunghissima distanza, ma giusto 7 giorni fa, più o meno da quella posizione, perché eravamo allo Stella Azzurra, quindi su un campo più corto. Mario Artistico andava a tirare una bordata incredibile oltre Dario Clementi, aprendo l'altro big match, quello che il Cotton Club ha già vinto contro il Checco dello Scapicollo per 3-2, dando 6 punti di distacco ora alla formazione dei Testa, che fra un'ora giocherà contro la Roma Calcio 8 in quella dello Stella Azzurra. Ne mette 3 in barriera Opara, parte Artistico, la botta è deviata, Opara blocca a terra. Il primo tiro in porta del Cotton Club è su calcio piazzato, la parata senza problemi di Opara, seppur con il rimbalzo del pallone di fronte a sé che poteva trarlo in inganno. Qui Golbet che deve tornare da Sterbini, che lancia veloce dove c'è lo stop offensivo, poi un lungo cambio di gioco dove va a lottare Andrea De Marco, spingendo secondo il direttore di gara. Fallo su Tinazzi. Anche il direttore generale del Cottini Stebano Come, Baccari, qui ad osservare. Nel frattempo Forcina si libera di un paio di uomini, poi va a calciare contro Sterbini, calcio d'angolo, difesa della Golbet che si chiude bene, ma Forcina fa già paura da quelle parti. Mario Artistico a rientrare dentro, il colpo di testa che spizzica la traversa da parte di Forcina. Il taglio lungo dentro di Forcina in un nuvolo di uomini a ritagliarsi lo spazio in mezzo ai tanti saltatori anche della Golbet. Erano saliti come al solito le due torri difensive del Cotton. Qui Golbet che riesce a far passare un buon pallone, corre Pantaleoni, avrebbe l'assist, ma c'è una gran chiusura da parte di Conti. Poi il disimpegno del Cotton elaborato, passa da Santarelli col sinistro, deve rinviare, Artistico non la tiene dentro, 2 minuti sul cronometro, è 0-0, ma già un'occasione capitale per il Cotton, capitata su calcio d'angolo sulla testa di Mirko Forcina. Garofalo, la palla è lunga e controllata dal Cotton Club, la pressione del numero 18 Maroder è fallosa, sarà calcio di punizione.
chiama un pressing più organico da parte dei suoi compagni, era salito da solo il numero 18 di Carboni, è riuscito a fare altro che fallo in quell'occasione. Qui lancio lunghissimo, Artistico ancora che non controlla, seppur comunque confortato dalla propria panchina, indicazioni anche da parte di Carboni che vuole una squadra compatta quando il Cotton va ad impostare. Galassi fa proseguire di testa, dove Conti dà ad Artistico. Corridoio per Blandino, lasciano passare un po' tutti, Andrea De Marco a guadagnare. Una rimessa laterale qui sulla fascia. Mettiti bene! Pantaleoni in qualche modo, Zamperini chiama l'intervento di un compagno, è Cristian Conti che va a terra, calcio di punizione, partita sin da ora abbastanza fallosa, è normale che sia così con una tale posta in palio. Intervento in scivolata di Garofalo che forse subisce fallo ma si prosegue con Galassi. Torniato da tanti uomini, il suo omologo, l'altro numero 10, Artistico, a mettergliela in fallo laterale, quarto minuto, sempre 0-0 tra Cotton Club e Golbet Calcio 8. È la sfida tra la prima e la seconda, la terza la vedremo tra poco di scena fuori casa qui al Ciriaci, in casa della Pisana. Galassi ha provato a restituire a Garofalo ma è impreciso nel suo passaggio. S'agita Tubani qui vicino a noi, ma vede i propri compagni ora stazionare nel metacampo dei campioni d'Italia che recuperano con Blandino. Il contrasto in scivolata, Artistico a lottare con Maroder. Toni subito molto alti in campo e l'arbitro va a cercare subito di dirimere la faccenda. Raga. Va poco al maschio, vai poco al maschio, vai poco al maschio, vai poco. Ho capito che Mau, però così, Amori, così nervosimo però, Partita subito nervosa e cartellino giallo mostrato ad Andrea De Marco. Da terra, qua il mercato non lo fate, non lo faccio fare. Siamo a centrocampo, ma Artistico sembra voler tirare ugualmente quando si impegnano sia direttori di gara che pubblico intorno al campo per calmare una situazione che sembra già incandescente nemmeno al 7° minuto. Ambasciatore Bomber d'Anversa qui sotto a calmare la situazione sulla panchina del Cotton. Carboni lo richiama verso la sua panchina. Zappe, pensiamo a giocare a noi, Falli giocare a pallone, non quello che ti dicono. Grida a squarciagolo, para a piazzare la barriera, comunque a 3, anche se siamo a centrocampo. Si attende solo il fischio del direttore di gara e poi parte Artistico. Passaggio corto da Zamperini che carica il mancino, alto sulla traversa. Rimani su Mario! Dai su Blando! Si affrontano le due migliori difese del campionato, 23 gol subiti e ciascuna probabilmente una gara da under, per ora con poche occasioni. Intervento da dietro di Zamperini, calcio di punizione per fallo su Maroder. E naturalmente con tali capacità balistiche da una parte e dall'altra ogni calcio di punizione, qualsiasi sia la distanza, vuole essere sfruttato per recapitare la palla direttamente tra i pali avversari. La stessa idea sembra averla Tiziano Galassi che confabula con Pantaleoni per la battuta. S'allontana Galassi, batterà Pantaleoni. Parte Pantaleoni, 3 in barriera. E l'appoggio a Galassi dalla media distanza, il gran sinistro che parte e va fuori davvero di poco. Buono schema della Golbet Calcio 8 in replica praticamente a quello proposto da Artistico e Zamperini. Stavolta sono stati Pantaleoni e Galassi. Liberato dalla conclusione il numero 11 che è andato più vicino rispetto al capitano del Cotton. Ora gli schemi anche da palla da fermo. Blu cerchiati che partono da fuori, Conti marca Pantaleoni, palla ad uscire verso Pantaleoni, la sponda Zamperini che prolunga sulla fascia sinistra dove Galassi addomestica, poi l'intervento è falloso secondo l'arbitro di Forcina che va a protestare, lo allontanano subito i compagni.
Pinna lo richiama a gran voce dalla panchina. Ed è una gara che da entrambi i lati non va davvero rovinata, con noie disciplinari che possono privare questa gara in ogni caso di giocatori straordinari. Quanti ne vuoi, Santa? Ignazzi ce l'hai, Mirko, Mirko, fermo qua. Mirko, fermo là. Maroder sul punto di battuta. Fabio, se la allarga qua esci tu, Calcio di punizione battuto teso, scusate, era Andrea De Marco. La palla ha colpito la barriera per terminare poi in fallo laterale. Rimessa ora effettuata, dove c'è un nuovo anticipo da parte di Artistico e ripiegamento difensivo. Altra rimessa. La opererà Garofolo. Batte su Pantaleoni, forcina forse con un ponte, la palla è deviata e Santarelli ha un buon riflesso ed è bravo soprattutto a bloccare e nel far ripartire veloce Zamperini. Fiondata lunghissima dall'altro lato, Artistico uccide lì il pallone e la rovesciata. Altra gran giocata di Artistico. Ci prova almeno una volta a partita, oggi probabilmente più difficile delle altre volte la soluzione, sia per coordinazione sia perché dall'altra parte c'è sicuramente uno dei migliori, se non il miglior portiere ora per stato di forma e rendimento della Serie A della Lega Calcio 8, vale a dire Manuel Opara. Maroder fa proseguire su De Marco, il colpo di tacco sbatte sull'attentissimo Conti. Fallo laterale battuto, l'anticipo di Zamperini. Blandino a ribadire con un lancio lungo nella zona occupata però solo da Zamperini. In seconda battuta da Opara che va ad evitare il fallo laterale e rigioca su Garofolo. Difesa a 4, quella della Golbet che scivola velocemente. Qui c'è il lungo lancio di Sterbini. Santarelli la chiama e la fa sua. S'alza anche un fastidioso vento, portatore probabilmente di pioggia. Già ne è caduta qui al Ciriaci. Nolano allarga nel frattempo. Blandino, solita azione a convergere di Blandino che cambia lato dove attende Tinazzi. Di nuovo da Nolano, con pazienza il Cotton Club adesso prova a imbastire un giro palla dopo qualche minuto di altissima pressione della Golbet. Tinazzi teso dentro, la palla passa, Opara è attentissimo nella circostanza. Sfera a pochi centimetri da Artistico che non è riuscito a deviare. Attento Manuel Opara che qui rinvia su De Marco, c'è l'intervento deciso di Zamperini. Vento alto, il vento freddo qui al Ciriaci. Intorno al 10° minuto, è 0-0 tra Cotton Club e Golbet Calcio 8. È la prima contro la seconda. È la seconda giornata consecutiva in cui ci troviamo a commentare una sfida tra la capolista e la seconda in classifica. Solo 7 giorni fa era Checco dello Scapicollo Cotton Club in quel della Stella Azzurra. Qui palla banalmente persa dalla Golbet che poi recupera alla grande con un buon intervento difensivo. Blandino rientra in possesso, cade a terra, non c'è fallo. Allora Galassi, la sposta Galassi che di caviglia va a resistere all'intervento di Nolano. Poi da dietro ancora però Zamperini che anticipo. Tinazzi, Conti fa il centrale, Zamperini è più largo a sinistra. Questo è il tema difensivo di Pinna in avvio. Nolano al lancio lunghissimo verso un'area di rigore però sgombra da uomini in maglia oro, quindi Opara. Galassi senza pressione da Sterbini. De Marco di prima da Galassi. Osserva il movimento di qualcuno in avanti, poi da Pantaleoni che si è allargato, il lungolinea su De Marco che gioca dentro dove Conti anticipa. Il contrasto duro con Pantaleoni, poi altra scivolata dall'altra parte. Santarelli può raccogliere, tenore fisico della gara altissimo qui al Ciriaci oggi. E dopo qualche minuto iniziale con qualche noia disciplinare, davvero un bel vedere squadre di livello che si affrontano con tale fierezza in campo. Pantaleoni. Galassi pressato da Artistico, costretto in qualche modo ad andare per un lancio da dietro di un compagno che offre però a Tinazzi praticamente. Conti, Nolano, palleggia con Zamperini, Conti, di prima da Tinazzi, fa correre gli avanti della Golbet e lancia lunghissimo dall'altra parte, grande stop in area di Blandino, il tiro para in qualche modo, ancora Blandino, la dà fuori il pallonetto lungo che finisce alto di Artistico. Dai alto!
Opara bravo a rimanere in piedi fino alla fine, a cadere forse nel momento più adatto, quello in cui doveva coprire maggior spazio possibile della propria porta. Un po' irretito Blandino, meno lucido del solito, non è riuscito a tirare in maniera convincente alle spalle dell'estremo difensore della Golbet. Ora Garofolo a correre, al lato corto Garofolo, gioca a rimorchio, intervento difensivo del Cotton che impedisce l'arrivo di De Marco sul pallone. Tinazzi da Nolano. Vorrebbe far scivolare Zamperini, così fa. Zamperini ricomincia da Conti. Maroder davanti, senza punti di riferimento offensivi la Golbet in questo avvio. Il Cotton non sembra soffrire più di tanto, però questo tipo di tattica, qui Pantaleoni recupera una buona palla e la gioca su De Marco, che poi offre però Forcina che tira e Opara attende ancora il rimbalzo prima di bloccare. Sterbini. Pressato Sterbini, subisce fallo, batte velocemente da Galassi, finta un lancio, poi va filtrante da Pantaleoni che stop riesce a dare prima dell'intervento di Conti, l'esterno è poi sbagliato da parte di De Marco. Zamperini lamenta un fallo di mano De Marco, Maroder recupera, Andrea De Marco ancora prova a passare, ottima opposizione di Nolano, ma la palla c'era ancora la Golbet con Galassi. Sterbini, il capitano, varca la metà campo. Verticale da Maroder, troppo frettoloso il passaggio per la sovrapposizione di Garofolo che non è arrivata, palla che è uscita di nuovo, fallo laterale per la Golbet. Garofolo pronto sul punto di battuta, offre a Pantaleoni che ha perso il turbante. Blandino interviene regolarmente dando poi a Forcina, s'allarga Artistico dall'altra parte, Forcina lavora un buon pallone proteggendolo col fisico, forse subisce fallo, sì, in seconda battuta. Arrivano in due ed è time out chiamato dal Cotton. Mario! C'ho un minuto, Mario! Un minuto, vai Facchina! Vai Facchina! Però in campo sì. Va bene, mio. Fa un po' più su Mario. C'hai ragione, c'hai ragione là, ma tanto se io dici non serve a niente. Oh, senti quello che dico io! Porca puttana! Tutti a fare allenatori! Giocano senza punti! Che cosa vuoi fare? 2-5, giocano senza simulare! Che vuoi fare? Noi 2-5! Come avete fatto prima? Tu e Tinazzi, Fede. Come avete fatto? Non c'hanno riferimento. Ci hanno abbandonato Tubani e Baccari, è rimasto sulle Fevre. Confabulano in tre, Nolano s'allontana, Zamperini anche, è la palla di Mario Artistico con tre in barriera disposti da Opara. Bordata direttamente sul muro che sapientemente Manuel Opara va a porre anche se siamo sulla linea di centrocampo. Con tre uomini non vuole commettere lo stesso errore che tanti hanno fatto prima di lui, lasciando la possibilità di far esplodere la traiettoria al numero 10 del Cotton. Qui Forcina sbaglia, Andrea De Marco all'improvviso, palla fuori non di molto, l'ha toccata però Santarelli. Bravo Santa! Attentissimo Santarelli su un tiro improvviso di
Andrea De Marco, che è solito provarci un po' da tutte le posizioni, soprattutto quando siamo molto laterali sul campo, è capace di esplodere anche da fermo, questi tiri davvero molto velenosi. Galassi fuori proprio per De Marco che appoggia col piattone e ingannati dalla nostra inquadratura, vedevamo un pallone molto più vicino ai pali di Santarelli, ma addirittura rimessa laterale quando Santini entra in campo al posto di Maroder e Zamperini lancia lungo. Forcina lotta con Sterbini, è un grande duello fisico d'esperienza tra due grandi marpioni, due uomini che fanno del mestiere e del fisico la propria qualità principale. Qui tiro da centrocampo di Galassi molto pretenzioso. Tinazzi, cambio di gioco di Tinazzi che è semplice e preciso come al solito. Blandino converge, Nolano dalla media distanza, il tiro è deviato, la palla finisce per Garofalo che può controllarne la non uscita e la riproposizione in verticale dove nessuno della Golbet riesce ad arrivare. L'uscita di Santarelli forse un po' tardiva nella chiamata ma arriva puntuale, poi palla rimessa da Tinazzi. Nolano fa girare la squadra, Nolano andando a sinistra da Zamperini, quindi Cristian Conti. Ultimo uomo Conti va in verticale, palla deviata, limite artistico, la gioca artistico col destro, Upara in calcio d'angolo. A distanza anche le spiegazioni tra i due assoluti protagonisti di queste due squadre. Va artistico a rientrare dove non può raccogliere nessuno, ma da fuori Nolano, la buona pressione di Andrea De Marco che alza un campanile, a lottare Santini, vince il contrasto Blandino, poi Zamperini, da fuori toccato, calcio di punizione per il Cotton Club. Ma che efficiente, ma che cazzo fischia, ritardato? Ma che cazzo fischia, spazzi tu? Hai ritardato, ma che cazzo fischia? Porca Dio di sfondo, Zappe, va benissimo Zappe. Ma faccio che a pallone, hai ritardato. Riesce più a 3 mesi da qui, dai Andrea, bravo. Di no, così così se palle inattive fa più. La mattonella di Nolano che da lì fece male, forse più vicino all'area di rigore a Manuel Opara, quando l'estremo difensore, oggi alla Golbet, giocò una gara contro la Venere. Stranamente disposta alla barriera da Opara, che infatti viene riposizionata. Quattro in barriera, parte Nolano. Appoggio al limite, il raso a terra! E ancora lui, ancora Mario Artistico, lo schema su punizione che forse nessuno si aspettava. Il piattone del 10, 1-0 Cotton Club. Non aspettiamo, giochiamo a palloni, Hai visto che un fallo che non c'è? Dai, a merda! A un paio di minuti dal termine della prima frazione il Cotton Club trova un pesantissimo gol del vantaggio in casa contro la Golbet Calciotto, una partita che era stata molto equilibrata e da un calcio da fermo, ora contestatissimo da fuori dalla Golbet, calcio di punizione nel frattempo, fallo su Santini. Ariera! No, ce devi arrivare, dai! Dai! Pezzo di merda! Fatti voi, oh! Porta via, oh! Mario, barriera! Porta via largo da lì, oh! Blandino, non ti aprire! Oh, vede! Se la scarica, vede! Se la scarica è tuo, Mario! Non ti aprire! Non ti aprire! Pantaleoni, 3 in barriera di fronte, la sua botta è respinta dalla difesa o forse da un attaccante della Golbet, cade a terra De Marco, altro calcio di punizione. Il gol di Artistico in fotocopia rispetto a quello che rimise in gara il Cotton nella finale di Coppa Italia dello scorso anno contro il Checco dello Scapicollo. Ti sei aperto! Porca puttana!
Santa! Quanti Santa? Non ti aprite. Fermo là, Fabio. De Marco col destro, Tiziano Galassi col sinistro. Ne ha messi due in barriera. Ne ha messi due in barriera Santarelli che vuole vedere partire il pallone di Galassi. Appoggio lungo a De Marco che crossa, Zamperini ci mette il piede, poi Conti completa il disimpegno per Forcina che corre lungo la fascia sinistra, le finte di Forcina, rientra tutta la Golbet, Forcina la tiene lungo la fascia, riesce ad andarsene di potenza, poi va giù sull'intervento di Sterbini, calcio di punizione. Va salta Cristo e va salta Zampe. Azione di pura foga, potenza e volontà di Forcina che si è portato dietro tutta la difesa della Golbet che ha provato a rientrare in qualche modo fino a conquistare quel calcio di punizione voluto e cercato sulla linea di fondo dove il numero 9 del Cotton è andato a frapporre il corpo tra il pallone e l'intervento deciso di Mirko Sterbini. Il suo fallo ha generato il calcio di punizione che per ora decide la gara. Fuma nervosamente Cencetti in panchina quando Nolano è sul punto di battuta e Opara vuole porre in qualche modo una barriera. Nessuno sembra ascoltarlo. Ne mette uno solo in barriera, è Galassi. Fabrizio! Parliamo con nessuno, Scusate, c'è solo De Marco in barriera. Parte Nolano, teso dentro, un grande intervento di Garofalo a impedire il calcio verso la porta di Forcina. L'arbitro la pensa diversamente, è rimessa dal fondo per la Golbet che lancia lunghissimo dalle parti di Santini, il colpo di testa di Tinazzi, Galassi addomestica ancora, Galassi rientra sul mancino quando tutto il Cotton però rientra velocissimo in difesa e rilancia Sterbini di testa, ritmi alti in questo finale di frazione con Artistico che mette la schiena e porta a casa la rimessa dal fondo. Si danno il 5 con Santini, Zamperini. Lancio di Zamperini centrale, la controlla Forcina che palleggia a spalle alla porta. Ancora Forcina, la porta avanti splendidamente Forcina. Veniva giù il Ciriaci se metteva questa. Rimane a terra poi Forcina che ci ha fatto vedere una giocata straordinaria e poi un bolide che ha toccato la traversa. Nulla avrebbe potuto Opara che comunque era volato all'altezza del proprio palo. Dopo la seconda traversa colpita, Forcina rimane a terra ma sembra essere in grado di rialzarsi. Nemmeno la forza muscolare di Mirko Sterbini era riuscita a tenere a contrasto con un Forcina debordante quando parte in quel modo. Qui Garofalo si impegna per tenere in campo un pallone che poi Artistico prova a portargli via fallosamente secondo il direttore di gara. Quindi tutti in the box per la Golbet calcio a 8 con Galassi che batte corto la punizione su Pantaleoni che prolunga, debole, quindi Zamperini può intervenire da dietro quando arriva il duplice fischio del direttore di gara che manda a prendere un tè caldo. Cotton Club e Golbet calcio 8 sulle parziali di 1-0 per i campioni d'Italia. Andiamo in pausa e ci sentiamo tra poco. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità tra Cotton Club e Golbet Calcio 8, è la 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, è la quarta di ritorno, il Cotton Club sta conducendo per 1-0 al termine di un primo tempo equilibrato dove al gol di Artistico sono venute prima e dopo due traverse di Forcina, Golbet che ha creato poco dalle parti di Santarelli, qui Artistico nel frattempo calcia direttamente dalla centrata addosso alla barriera posta da Golbet che va poi a ridisporsi. Dicevamo, Golbet che non ha creato molto ma che ha comunque tenuto bene il campo al cospetto di un Cotton che qui in casa replica il solito gioco fatto di palleggio e sicurezza, una gara non facile per i blucerchiati che devono verosimilmente con 4 punti di svantaggio venire a fare la gara per vincere qui a Via Aurelia Antica. Per ora il parziale non li premia,
premia, ma non demorderanno, come hanno fatto nella finale scudetto dello scorso anno, fino all'ultimo istante i ragazzi di Carboni. Pantaleoni lotta con Conti e subisce fallo. Mario sulla palla, veloce, Mario, fai una cozzetta, dai. Battuta veloce da Pantaleoni, addosso a un avversario, non aveva nemmeno chiesto la distanza. È cambiata la regola. 1-0 fu il punteggio finale dell'andata, fu il punteggio finale anche della finale di Alba Adriatica. Non vi aprite! Stretti, stretti! De Marco, ma più verosimilmente Tiziano Galassi. Ne ha messi 3 in barriera Simone Santarelli. Parte De Marco, bomba di De Marco, che esce non di molto. Santarelli controllava comunque all'altezza del suo palo, battezzando fuori un pallone che all'altezza del secondo minuto della ripresa rappresenta la prima occasione creata dalla Golbet Calciaotto qui al Cirieci in questo secondo tempo. Fallo di Forcina su Sterbini, stavolta privilegiato il difensore nello scontro fisico con l'attaccante. Proteste di Forcina, ma fallo che ci poteva verosimilmente stare. Tarantino, converge De Marco, cerca qualcuno da servire, viene pressato da 2 uomini e va da Pantaleoni che si è allargato in diagonale addosso a Fernetti. Neo entrato per Pinna a dare ossigeno a un centrocampo che si è mosso bene nella prima frazione. Galassi, al volo Santini indietro da Pantaleoni, pilota un gran cambio di gioco, ma Tinazzi è attentissimo come al solito e concede solo rimessa laterale. Galassi, Sterbini, il lascia passare di Tarantino, rimessa laterale Golbet. La batte Tarantino dove c'è uno stop, poi al limite di Santini, Blandino, fischiato fallo. Inflessibili i direttori di gara sulle loro decisioni, chiamati ad arbitrare forse la partita più difficile dell'anno sotto questo punto di vista. Mirko, se ne mette 4 in barriera deve andare dentro l'area. E che seconda, Mirko! Mario, devi uscire, Mario, devi uscire sulla palla! Pure te, Mirko! Vai, il tocco, la palla è di seconda per Galassi che tira! Vola! Santarelli e mette in corner! Grande reattività, grande controllo del corpo in volo anche per Santarelli che è andato a mettere alla grande le mani. Qui gran mucchio in area di rigore, lo stop col corpo di Fernetti che rilancia più lontano che può nella zona dove Blandino non può arrivare. Rimessa laterale Golbet che ha iniziato forte questo secondo tempo per ribaltare la partita. Opara con qualche rischio da Sterbini, Pantaleoni poi, Sterbini alza la palla, Zamperini senza saltare, Blandino da Fernetti che gioca su artistico, l'anticipo di testa perentorio di Carboni, De Marco che non passa perché Zamperini è nei pressi, allora Fernetti va da Blandino, stop artistico dalla media distanza, la sua giocata nello stretto, vince un rimpallo artistico, poi al limite ancora in area di rigore, esce Opara come un gatto a levare il pallone ad artistico. Dai, prendi campo qui! Tante belle giocate di classe, stiamo vedendo anche su occasioni che poi non fruttano come pericolose. Carboni a correre, Tinazzi a tagliargli la strada, rimessa laterale per il Cotton Club. Blandino, Tinazzi alza un campanile dove Forcina lotta con Sterbini che ha la meglio in questo caso. In 2 poi quelli del Cotton, in pressione su De Marco, Blandino, il grande intervento di Sterbini che stava recuperando la posizione. La palla c'era ancora la Golbet che sta assalendo con più autorevolezza in questa ripresa rispetto alla prima frazione. Carboni gioca una palla un po' a casaccio, se ne accorge Blandino che la dà a Tinazzi, sempre una buona scelta perché Tinazzi sa cosa fare col pallone. Blandino la gioca verso Forcina, c'è l'intervento falloso di Forcina secondo il direttore di gara. Calcio di punizione Golbet.
Conti spiega qualcosa a Blandino, confabula Galassi col direttore di gara, protesta artistico, ma siamo al 6° minuto circa nel corso del secondo tempo. È sempre 1-0 per il Cotton Club contro la Golbet Calcio 8. È la sfida tra la prima e la seconda in classifica. Palla in verticale, giocata lunga su Santini. Bagno uguale vado fuori, guarda bene. A me non c'è problema andare fuori. Bravo, fischia bene. Rimessa dal fondo nel frattempo per Santarelli. Lungo, Sterbini va in anticipo, stoppa Galassi che abbozza forse anche per tirare, poi si ferma, arriva da dietro l'intervento di Fernetti sul pallone secondo l'arbitro, Tinazzi il lasciapassare che non funziona, allora Carboni è artistico, Carboni che tiene col fisico su artistico, palla giocata indietro su Pantaleoni, Sterbini. Sale, è normale che sia così, il tenore agonistico della gara con la Golbet che manovra, palla a Santini, intelligente l'appoggio al limite, grande intervento di Cristian Conti, Fernetti che fa sviluppare un contropiede dando palla troppo lunga a Forcina. Ne ha di cambi in panchina il Cotton Club per fare rifiatare attaccanti che non sembrano andare in pressione con la stessa lucidità della prima frazione. Lucidità che Capitan Zamperini invece non perde quasi mai. Qui un ottimo velo per guadagnare rimessa laterale. Si prende anche qualche secondo Zamperini, che sta per rimettere. Da laterale, lunghissimo, dove Sterbini anticipa di testa, Galassi non bene, allora Blandino, al limite, Fernetti Opara, un miracolo artistico, ancora Opara! La carica del portiere della Golbet che si supera in un primo caso e fa un miracolo inspiegabile sul secondo tiro d'artistico a rimbalzare, forse devia col petto, forse col volto, sicuramente con tanto coraggio l'estremo difensore della Golbet Calcio 8 tiene in vita i suoi. Artistico dalla bandierina ad uscire, Forcina di testa praticamente a riservire il compagno, tiro tesissimo di Artistico che colpisce il sostegno alla destra della porta di Opara che si affretta per poter andare al rinvio. Strozzato l'urlo in gola anche a Davide Lefebvre qui vicino a noi pronto ad esultare, una parata straordinaria di Opara, qui Galassi fa fallo, calcio di punizione per il Cotton dalla mattonella di Artistico e cartellino giallo per Sterbini. Il giallo era per Galassi, secondo cartellino giallo e cartellino rosso per il numero 10 della Golbet. Episodio che cambia il match, la Golbet Calcio 8 di qui al termine della gara per altri 14 minuti, con l'uomo in meno e sotto di un gol in casa del Cotton Club che sta per battere un calcio di punizione con Artistico. Sfruttiamo l'ampiezza, oh, siamo di più, sfrutta l'ampiezza. Tre in barriera, più Tinazzi a togliere la visuale ad Opara che vuole un altro passettino sulla destra dei suoi. Conti o Artistico, ma partirà Artistico. Invece Conti è una finta. Artistico la botta sulla barriera che si era mossa, occasione un po' persa dal Cotton Club. Forse non si sono nemmeno messi d'accordo Conti e Artistico nella circostanza. Torna in difesa Conti quando Zamperini sta per battere un fallo laterale. Ora la Golbet è in difficoltà anche numerica con Zamperini sulla fascia che alza la palla dove Forcina la protegge, provano in due a togliergliela, alla fine è lui a far fallo. Calcio di punizione per la Golbet Calcio 8 con Sterbini. Pantaleoni. Sale Pantaleoni.
in verticale dentro, non controlla il neo entrato Stornelli, se la vuole comunque giocare all'attacco Carboni, non potrebbe essere altrimenti. Una gara che la Golbet deve vincere per accorciare il distacco in classifica, è ora sotto di un uomo di un gol. Artistico scava un pallone e poi Blandino rigioca di testa nella zona occupata da nessuno, dove Carboni rimette. Ancora Stefano Carboni. Scava la palla su Andrea De Marco, in palleggio De Marco, non passa su Tinazzi, poi Blandino, calma olimpica col velo di Artistico. Arriva Fernetti, appoggia per nessuno, Fernetti, arriva Carboni a vuoto, allora ancora Fernetti, fuori per Blandino, all'appoggio ad Artistico, prova a far passare, solo fallo laterale. Prova a sferzare i suoi Opara dalla porta, prova a dire a tutti di non mollare. Serve il maggior spirito della Golbet per quella che appare un'impresa in casa dei campioni d'Italia, sotto di una rete e di un uomo. Zamperini ha giocato indietro, dove controlla Blandino, ancora Zamperini, rientra sul destro, è lui a portarsela fuori, fallo laterale blu cerchiato verso Santini, Blandino a far correre indietro i suoi, a guadagnare tempo, Sterbini che imposta, Carboni. Sterbini, il capitano lancia addosso a Forcina e poi rientra in possesso sulla pressione però di Forcina, che riesce a tenere in campo questo pallone solo scagliandolo in rimessa dal fondo. Para a fretta, il cronometro corre, Pantaleoni ha spazio di fronte a sé, ma lancia lunghissimo, dove l'intervento solito in diagonale di un grande Fabio Tinazzi va a togliere la palla a Santini. Qui erano andati forse a vuoto Zamperini o Conti, avevano preparato il movimento, occhio dal fondo a De Marco. Rimbalzo forse fasullo del pallone, Andrea De Marco non è riuscito a controllare una palla ghiottissima, Santini era completamente solo dentro. Tinazzi dialoga con Blandino, poi palla lungolinea per Artistico che può correre, attenzione ad Artistico, il cross dentro, telefonato per Opara. Si riparte, Carboni, Sterbini, Pantaleoni, pressato da Forcina. A contatto anche Pantaleoni e Forcina. Sterbini scambia con un compagno, poi sbaglia andando praticamente da Artistico, l'intervento di De Marco è falloso. Mario, vai! Si spiegano e chiede scusa Andrea De Marco con sportività ad Artistico, che comprende le ragioni di un fallo onesto e di gioco. Va a riguadagnare la posizione retta, seppur continui la discussione a distanza, però stavolta con Pantaleoni. Ne vuole 3 in barriera Opara. Occhio che gira, guarda chi sale. Prego, 10. Mario. 3 in barriera disposti da Opara, è pronto Mario Artistico. E un altro appoggio lungo sulla destra, raccoglie Tinazzi che se n'è andato a nascondere, poi Blandino alto sulla traversa. Time out chiamato dalla Golbet. Oh, devi veloci però, La carica da una parte di Pinne e Giuseppucci, dall'altra di Carboni e Cencetti per gli ultimi decisivi minuti di Cotton Club Golbet Calcio 8, 19ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Il Cotton Club, campione d'Italia, è avanti 4 punti in classifica con di una rete nella gara e di un match dopo e di un uomo dopo l'espulsione di Galassi. Sterbini va lungo direttamente da Santarelli, forse per far ridisporre offensivamente i suoi, che sono comunque in 7 in campo. Tinazzi, Artistico col tacco, dialoga con Forcina che gli rende il pallone.
con l'esterno, apre bene dove può salire Zamperini, carica addirittura il sinistro Zamperini, il tiro non è il pezzo forte della casa che si vede, qui Opara serve velocemente De Marco che va a terra, c'è fallo ma gli arbitri fanno proseguire perché la palla ce l'ha Mirko Sterbini, finta di De Marco nel nulla dell'attacco della Golbet, Tinazzi è Artistico, lancio di Artistico per Zamperini. Ha spazio addirittura per pensare Zamperini, non lo pressa nessuno, allora sapientemente ricomincia da Conti che ha un facile passaggio per Tinazzi, invece va a lungo, dove Artistico salta in aria, non riesce a carpire il pallone in nessun modo, chiama una spinta di Carboni che gli dà il 5. Opara rinvia sotto la nostra postazione, il colpo di testa portentoso di De Marco dove raccoglie Blandino, poi l'intervento è di Tarantino, Carboni, De Marco, Carboni, finta di Carboni, non riesce a giocare la palla in verticale, allora Tinazzi cambia gioco dove attende Zamperini che non è pressato, va da Blandino, Artistico di prima sulla sinistra, Fernetti, finta a rientrare, Fernetti, Opara in due tempi, mette il pallone a terra e rinvia, ancora una volta dove può stoppare Andrea De Marco che punta dritto Tinazzi, rientra De Marco che calcia direttamente in porta, vuole più gioco con la mente e meno con le gambe. Qui Santarelli sapientemente va a prendersela con un compagno guadagnando qualche secondo. Santarelli, Pantaleoni in mezzo al campo, può stoppare indisturbato e contrastare con Blandino. Sale Pantaleoni col tacco indietro dove controlla ancora De Marco. Tarantino al lancio in verticale col petto fuori Conti, Artistico appoggia, non benissimo ma arriva lo stesso Blandino che sbaglia, allora la porta Carboni. Santini non riesce a controllare, scivola Zamperini, si rialza poi e tiene fisicamente su Santini, esce Conti, si ferma Conti, va da Blandino, la Sapienza ora in possesso del Cotton che gioca col pallone e col cronometro. Artistico, pressato da Carboni, duello fisico, Carboni alla fine con un intervento irregolare. Tinazzi, Blandino, cambio di gioco, lo stop difficoltoso di Fernetti, poi Zamperini di prima, va a terra Forcina, calcio di punizione. Santarelli che evidentemente teme il tiro di De Marco è andato a chiamare a Tinazzi una marcatura che riesca a portare il numero 20 della Golbet verso il mancino e non verso quello a destro dal quale può esplodere davvero grandi conclusioni. Non manca molto il termine. Sono pronte Pisana e Cottini fuori. Ora è tempo per Mario Artistico di calciare verso la porta di Opara. Tre in barriera. Artistico, palla che passa non lontanissima dalla porta di Opara. Vuole che i compagni si dispongano velocemente in avanti. Opara che va un lungo rinvio con le mani. Salta Zamperini nettamente sull'uomo, cartellino giallo. Sa un'ora di ritardo. Passa Ale! Porco Dio, un'ora di ritardo, ma non entriamo. Non entriamo, una palla morta quella. Quando la prende? Quando? Dio caro. Ritardo di fermi, sta sempre in ritardo. Dio caro. Zamperini in ritardo ha preso in pieno il suo avversario Tarantino, che comunque è rimasto in piedi. Vogliamo naturalmente essere nei panni del numero 4 in questo momento. Vico, più dietro! Va ad affollare anche lui l'area di rigore del Cotton Club. Tutti dentro per la Golbet calcio 8 con De Marco che sta per calciare in area di rigore. Palla tesa, doppia deviazione, poi la mette fuori. Ancora Artistico, oggi molto prezioso anche in fase difensiva.
quando c'è stato da liberare palloni velenosi in area di rigore. In questo caso è Fernetti che vince un primo rimpallo, poi sul secondo Blandino non fa sconti e mette in fallo laterale. Altro time out, chiama sapientemente Pinna per allungare il tempo di gioco qui sotto, per allentare i ritmi. Forcina rimane in piedi, Forcina messo a terra platealmente, l'arbitro non fischia, Pantaleoni, poi Stervini sull'intervento all'indietro di Fernetti, Carboni trattenuto da Artistico, calcio di punizione. Al limite per la seconda palla. Oh, sali, Fede, sali. Santarelli ne mette uno solo in barriera, è Blandino, c'è Pantaleoni sul punto di battuta. Bomba di Pantaleoni che non scende, o che scende comunque troppo tardi. Apprezzabile l'idea, time out per il Cotton Club. Gli ultimi decisivi minuti di gioco, anche un Alessio Angelè in campo per la Golbet Calcio 8 che mette anche Stornelli e praticamente lascia solo Tarantino e Carboni dietro, con De Marco, Angelè, Stornelli e Pantaleoni, tutti uomini offensivi. Dalla metà campo in su, la palla ce l'ha tra le mani Santarelli che rimette corto su Tinazzi. Tinazzi in verticale, rasoterra, Artistico, intervento irregolare di Carboni scivolata. Tanti falli, tanti calci di punizione assegnati dagli arbitri in questa gara, durissima sotto il punto di vista fisico, risicata nel punteggio, perché il Cotton Club, come nella gara d'andata, come nella finale di Alba Adriatica, sta vincendo per 1-0, è sintomatico del fatto che prima di questa gara queste due fossero comunque le migliori difese del campionato. Tinazzi è largo a destra. Artistico infatti appoggia proprio a Tinazzi che tiene il pallone. Fa passare secondi Tinazzi, calcia addosso a De Marco e guadagna fallo laterale. 3 di recupero da adesso. Tinazzi, palleggio e Nolano! Stava per segnare un super gol Nolano. Stop di Coach, destro diretto al palo più lungo, forse Opara non poteva arrivare, si era comunque disteso, ha comunque rinviato Fernetti a saltare, Angelè che rimane a terra, Nolano allunga palla su Forcina, Angelè è rimasto a terra. Proteste all'inverosimile da fuori il campo, colpo subito sulla schiena da Alessio Angelè. Cartellino giallo per Angelè. Ma che ammonito? Hai ritardato. Sei un maiale! Hai ritardato. Siete una coppia di ricchioni, riportacci! Fallo laterale per il Cotton Club, battuto lungo verso Forcina. Controlla Forcina, la porta, Forcina, ancora lui, vuole lo spazio per l'inserimento lungo di Artistico che fatica a tenere in campo il pallone ma lo fa con una buona scivolata, la tiene dalla pressione di due uomini, Artistico che lotta, la palla è fuori, fallo laterale per la Golbet. No, è per il Cotton Club, è passato 1 minuto e mezzo, mancano 90 secondi al termine della gara. Artistico controlla all'altezza del lato corto, entra in area, Artistico, ancora lui, col tacco, para in 2 tempi e poi la lascia lì ed è la rete del raddoppio, è regolare il gol di Blandino, 2-0 Cotton Club. La grande esultanza dei campioni d'Italia che vedono vicinissimo ora il traguardo a 1 minuto dal termine con un uomo in più, 2 gol di vantaggio che gli darebbero 7 punti di vantaggio sulla Golbet Calcio 8, anche se siamo solo alla quarta di ritorno.
Un vantaggio molto ampio da gestire per una squadra che ha sbagliato pochissime partite in stagione. Stornelli, Pantaleoni, con orgoglio comunque la Colbert, fino alla fine a testa bassa, Pantaleoni, salta 2 uomini, Conti, palla poi ad Artistico, Carboni la gioca in avanti, Tinazzi controlla l'uscita del pallone. Grandissime proteste da fuori il campo, ma anche oggi il Cotton Club ha dimostrato di essere una squadra che stramerita quella posizione di classifica. Forcina, il palleggio, il cambio dall'altra parte, serve l'intervento di Stornelli in 2 tempi ad allungare verso Blandino. Il campanile di Blandino, Forcina col petto, poi va giù, non c'è il fischio dell'arbitro, quindi Carboni può continuare. No, c'è il fischio, ma a favore della Colbert. Forcina calcia in porta, ma a gioco fermo. La partita è finita. Triplice fischio del direttore di gara. Il Cotton Club batte 2-0 la Colbert, calcia 8 e vola a più 7 in classifica, alla 4ª di ritorno di Serie A della Lega Calcio 8.